Buongiorno cari amici e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi vi parlo di Franz Bardon, uno dei più grandi maestri della scuola ermetica. Ovviamente, per chi mi segue sa che l'ermetismo è quella scuola filosofica di pensiero e di applicazione magica, secondo cui appunto l'essere umano deve svolgere un percorso di perfezionamento a partire proprio da quelle che sono le forze magiche più elementari fino appunto a perfezionarsi al massimo grado. Franz Bardon è per me un punto di riferimento indispensabile, è stato uno dei primi autori dell'ermetismo appunto con cui sono venuta a contatto. Purtroppo per questioni di tempistiche non siamo nati nello stesso periodo, altrimenti sarei sicuramente immancabilmente corsa da lui per studiare e imparare. Però ha lasciato sicuramente un testo importantissimo che mi ha aperto appunto le porte interiori e mi ha stimolato proprio un grandissimo desiderio di crescita e di diventare appunto una maga. Ovviamente ho già detto che maga, per me mago in generale, ha un significato altissimo, nel senso che ritengo il mago, così come anticamente era ritenuto, l'essere più elevato che si possa in qualche modo raggiungere impegnandosi veramente con immenso sacrificio, costanza e determinazione. Franz Bardon ha lasciato un testo, come vi dicevo, che mi ha aperto molte porte e soprattutto mi ha stimolato tantissimo ed è Frabato il mago. Vi consiglio di leggerlo perché è veramente un testo fondamentale per capire alcune cose. Soprattutto è un testo che se risuonerà dentro di voi sicuramente vi stimolerà, vi incentiverà a continuare a perseguire sul sentiero di perfezionamento. E tra l'altro, oltre che ermetismo, lui coniugava appunto la Cabala, che in fin dei conti assembla e contiene poi tutto al di sotto di essa. Dunque è imprescindibile un percorso di perfezionamento, perché questo è proprio l'obiettivo della Cabala. L'obiettivo della Cabala è quello di rimuovere le stratificazioni dell'ego che sono chiamate le clipot e condurre appunto l'essere umano al suo massimo grado di avvicinamento con la sorgente, la fonte che è Dio, il creatore di tutto ciò che è. Tornando a Franz Bardon, in questo testo Frabato il mago spiega tantissime cose fondamentali. Tanto per cominciare, spiega che quando si intraprende questo percorso, inevitabilmente ci si crea anche un sacco di forze ostili intorno. Non che uno le crei intenzionalmente, ma sono forze che vanno a riequilibrare. Esistono perché nell'universo e nel mondo creato esiste la tendenza e proprio la necessità di portare in equilibrio. Pertanto, nel momento in cui una persona intraprende un percorso e si eleva, necessariamente più si spinge verso l'alto e più per bilanciamento esistono contrapposte forze verso il basso. Questo va messo sempre in conto nel nostro percorso, che lo spirito di opposizione farà sempre del suo meglio proprio per, non per impedire, attenzione, ma per spingerci ancora di più, nel senso che è vero che ci crea degli ostacoli, è vero che ci mette delle difficoltà, ci insinua un mare di dubbi, ma è anche vero che laddove esistono ostacoli e dubbi può esistere una forza più forte, chiamiamo così, che è quella della volontà, che è proprio questa che innanzitutto va sviluppata nel sentiero magico.
Perciò benedette queste opposizioni e benedette queste contraddizioni, perché appunto ci indicano che siamo sulla buona strada. Non solo spiega appunto molte delle dinamiche, ma fa capire quello che un magista, un magus, è in grado di fare sfruttando non forze miracolose, ma forze ben definite, forze che sono scientifiche e che oggi, per fortuna, vengono sempre più individuate anche da quelle che sono le evoluzioni della fisica e della scienza in sé. Questo a dimostrazione che gli iniziati da millenni hanno sempre lavorato con delle energie, con delle forze, con delle leggi perfette e precisissime. Che poi non si sia stati in grado di dimostrarle o di ridurle a formule matematiche, questo è un altro paio di maniche, ma intanto esistono. Pertanto vedere, leggere la storia di questo Frabato, il mago, eh, e tutte le sue peripezie, ma anche i tantissimi doni e talenti che aveva acquisito appunto nel suo massimo grado di perfezionamento, a me personalmente ha stimolato tantissimo e intensamente, perché ho sentito dentro di me e risuonata proprio la necessità di diventare, non dico così, ma insomma avvicinarmi il più possibile. Non sto a dire le cose perché sarei molto contenta se lo leggeste, perché ritengo che, come ho detto prima, deve proprio lavorare dentro ciascuno di noi e ognuno di noi deve sentirsi o meno chiamato insomma, a questo percorso e entrare in risonanza con questa storia. Sicuramente chiarisce molte delle dinamiche e chiarisce molte delle cose che ad occhio normale, ad occhio nudo, diciamo così, dalle persone che vivono una vita normale, lontana da queste materie e da queste realtà, eh, venire a conoscenza di come esistano fazioni contrapposte, di come esistano proprio delle forme di guerre, diciamo così, occulte, ma non meno importanti e intense, mi ha, come dire, risvegliato, mi ha scosso, perché pensavo, insomma, che come tutti, prima di venire a conoscenza di queste cose, pensavo che, non, insomma, non le ritenevo possibili o comunque fossero cose di fantasia. Invece è stato molto dettagliato nello spiegare come funzionano alcune logge, ehm, come agiscono quando qualcosa non va, come intervengono, ma proprio come funzionano. E per me è stato illuminante. Non solo, parla anche della fratellanza bianca universale, che è un'altra cosa che avevo percepito e sentito e appreso da un altro grande maestro che è Ivanov, sicuramente qualcuno di voi lo avrà sentito e parleremo anche di lui più avanti. Dunque vi invito a leggere il libro Frabato il Mago, vi invito a riflettere se questo testo può o meno aprire dentro di voi a delle nuove porte e farvi sentire appunto un richiamo oppure no. E, ehm, e poi, insomma, se volete condividere con me quello che vi ha lasciato la lettura di questo testo. Vi invito inoltre, se poi questo testo appunto ha lasciato dentro di voi questo desiderio di perfezionamento, ad iscrivervi dunque al gruppo che ancora è aperto, almeno per il momento, su Telegram, di cui vi ho parlato in un apposito video sul corso di magia gratuito. Con questo io vi ringrazio per avermi ascoltato fin qui, vi saluto, vi metto il link nella descrizione del video
presso cui potrete scaricare gratuitamente il PDF del testo Frabatto il Mago e vi rimando alla prossima condivisione. Grazie per avermi ascoltato fin qua, un caloroso abbraccio dalla vostra Hildegarda.